Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. E sulle note del grande Bruno Lauzi cominciamo questa nuova puntata qui da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è tempo un po' uggioso, non piove, ha piovuto per 3-4 giorni, purtroppo c'è stata una tragedia qui a Genova, una grossa palma è caduta a fradicia di pioggia e purtroppo c'è stata una vittima, una 57enne di Genova Foce. La tragedia è avvenuta in piazza Paolo Danove. Naturalmente da parte nostra le condoglianze alla famiglia. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro nuovo candidato alle prossime elezioni comunali di Genova e anche municipio, tra l'altro, Luca Carini. Ciao Luca, ci sei? Ciao Fabrizio, sì, ci sono certamente. Mi senti bene, Senti, immagino. Allora, innanzitutto ti diamo il benvenuto qui su Radio Libertà, la prima volta che sei su questa radio, quindi veramente un caloroso benvenuto e un benvenuto anche per quanto riguarda la tua candidatura al Consiglio Comunale di Genova. Luca Carini è un commerciante molto noto qui in città, aveva una importante e prestigiosa storica attività commerciale proprio il dia 20 settembre nel Salotto Buono della nostra città, e però qualche mese fa sei stato un po' costretto a chiudere. Ci racconti un po' cosa è successo e ti presenti un po' ai nostri radioascoltatori? Certamente, intanto buongiorno a tutti e grazie per avermi accolto nella radio. Sì, io guarda, sono felicissimo di presentarmi, specialmente nella Lega dove incarna le mie idee, e cercherò di fare il mio meglio, avendo purtroppo chiuso l'azienda, adesso riesco a dedicarmi appieno alla politica. Io sono commerciante da 3 generazioni, il negozio in centro l'aveva aperto addirittura mio nonno nel primo dopoguerra, e il negozio tutto sommato andava bene, ottima clientela, eterogenea, non ho mai avuto dei problemi con la clientela, che è sempre stata eccezionale. Purtroppo i problemi l'ho avuti con l'andare del tempo, col cambiare della città e specialmente con le giunte precedenti alla giunta Bucci. Di problemi ne abbiamo avuti tanti. Quando è stata fatta la Rambla, che ha chiuso un pezzo di strada dall'assessore Farello della giunta Vincenzi, lì abbiamo perso un sacco di soldi, di clientela e tutto il resto. E purtroppo a livello nazionale, quando è stata fatta la legge Bersani, che doveva essere un rilancio economico e sociale, probabilmente per certi argomenti, che parliamo di assicurazioni, di compagnie telefoniche elettriche, è stata anche interessante, ma per il commercio è stata scritta male frettolosamente. Ma noi sappiamo benissimo che la sinistra ha sempre visto i commercianti come ladri, evasori e quant'altro. Ma il discorso lo proiettiamo ad adesso. Io ho dovuto chiudere per le enormi spese che avevo nell'azienda. Malgrado, come ripeto, grazie a un rilancio turistico fatto dalla giunta Bucci, il negozio poi malissimo, il negozio male non andava, però mi trovo tra affitti, spese e tutto quanto, e visto che si poteva a chiudere per non incorrere a rischi che prevedo nel futuro. E questo è quanto riguarda il mio negozio. Vedo che purtroppo il commercio privato a Genova non sta andando bene, ma
penso che i miei problemi siano i problemi anche degli altri colleghi. Io mi appresto in giunta comunale a continuare nel mio settore, che è il commercio, che lo conosco abbastanza bene, essendo stato anche nella Confcommercio per parecchio tempo. Sono stato anche presidente del gruppo giovani del commercio e del turismo, quindi cerco di dare il mio apporto e la mia esperienza per cercare che non ci sia una moria di negozi, ma che ci sia una ripresa. Ecco, allora la prossima primavera ci saranno le elezioni comunali qui a Genova, quindi è un'ottima occasione per te e anche per la Lega per avere una persona così diciamo preparata in questo settore del commercio. Ecco, secondo te cosa c'è da fare di più? Cosa c'è da migliorare per il commercio di Genova? Ma il commercio di Genova, come dicevo prima, è stato massacrato appunto dalla legge Bersani, che ha permesso di aprire un negozio dello stesso genere accanto all'altro. Quindi bisognerebbe ritrovare un discorso non di portare una città piatta, tutta uguale, ma di differenziale, di portare il centro a un centro commerciale come fu un tempo, dove c'erano, faccio per dire, rosticcerie, negozi di sport, negozi di giocattoli, differenziare un pochettino. E poi bisogna, come era già stato fatto in precedenza dalla nostra giunta, portare un gran turismo. Non è vero che Genova non accoglie i turisti la domenica, che i bar tengano chiusi, cioè i bar tengano chiusi la domenica perché? Perché non guadagnano €1. Di conseguenza, se invece ci fosse più transito, più gente, più interesse, come era un tempo quando c'erano i cinema, adesso comunque i cinema lasciamo perdere perché tanto non ci va più nessuno, e se riusciamo a portare gente più nel centro, sicuramente anche i bar avranno interesse a stare aperti. Logicamente non posso stare aperti per guadagnare 20, cioè 50, 100 euro in una giornata e spenderne 2000. Sicuramente puntare sul turismo. Poi naturalmente c'è sempre quei discorsi che portiamo avanti da tempo dai centri integrati di via, che sono pulizia, illuminazione, sicurezza, ma sono stati fatti dei passi in avanti anche sulla pulizia e sulla sicurezza in maniera abbastanza vistosa. Passando in mezzo alle persone c'è gente che contesta che questo non avviene in tutta la città, che viene soltanto nel salotto buono. Questo io francamente non lo so dire, posso raccogliere per il futuro le lamentele di queste persone e cercare di sentirsi, vedersi e magari cercare sicuramente di portare pulizia e sicurezza in zone dove i colleghi lo richiedono. Ecco, senti, tu Luca hai proprio citato la sicurezza, abbiamo ancora un paio di minuti con te e credo che la sicurezza sul territorio genovese sia del tutto migliorata. Ci sono ancora casi eclatanti, però per esempio come il ferimento del capotreno avvenuto alla stazione ferroviaria di Genova Rivarolo, che suscita perplessità per alcune decisioni dei magistrati. Insomma, questo 3 anni di patteggiamento. Il capotreno purtroppo è stato ferito in maniera molto molto grave e per fortuna non c'è stata la tragedia, non è morto, però insomma queste decisioni lasciano veramente molto ma molto perplessi, ecco. È un fatto gravissimo quello che è successo. Certamente. Quando vedete parte che anch'io di recente che ci sono per esempio nel carcere di Marassi, dove tra l'altro oltre il 60% dei detenuti risulta straniero, insomma,
voglio certo, dire, il ma comune questo, può fare tanto, questo però, purtroppo insomma, poi alla fine è una conseguenza di un'accoglienza mal organizzata, mal fatta e diciamo politicamente. Noi facciamo entrare più persone, dei poveracci, che pensano di venire a fare una vita migliore e nel maggiore dei casi invece ne vengono a fare una vita peggiore, anche se poi è vero che hanno sanità, mezzi, tutto quanto, però sono convinti perché comunque alla fine io lo vedo quasi come uno scambio di voti, cioè è logico che chi ti fa entrare, venire e ti promette lo voti, mentre invece quello cattivo che dice no, noi vogliamo un'integrazione migliore, un discorso e sei un po' più ristretto, quello è il politico odiato, come nel caso del nostro presidente. E qui è da ridere perché appunto col capotreno questo tizio qui ha patteggiato 3 anni, poche lire, pochi euro al capotreno e via. Queste persone non hanno la certezza della pena, possano fare quello che vogliano e purtroppo io ho avuto una piccola aggressione all'outlet di Serravalle da parte di un tipo che non ha capito cosa stavo dicendo e mi ha seguito, mi continuava a dare del razzista, una cosa incredibile e mi sono reso conto sulla mia pelle che questa faccenda qui sta andando molto male. Se non ci riusciamo a mettere un freno, chissà dove arriveremo. Fortunatamente Genova confronta quello che si sente a Milano e in altri posti è anche messa abbastanza bene e questa grazie veramente all'intervento delle forze dell'ordine. Ora purtroppo forze dell'ordine sono quelle che sono, non possono essere in cielo, in mare, in terra, in ogni dove, bisognerà sempre ascoltare le richieste di cittadini dove cercare di metterle per aiutare tutti quanti. Purtroppo è che è un fenomeno che si è allargato a macchia d'olio, adesso rimetterlo a posto non è molto semplice. Questo è il mio punto di vista. Ti dobbiamo ringraziare perché il nostro tempo con te è finito, ci sentiremo senz'altro prima delle elezioni, intanto ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro, ti ringraziamo di essere stato ospite per la prima volta qui su Radio Libertà. Ciao Luca, buona giornata. Ciao ancora. E ringrazio tutti, grazie mille, sempre a vostra disposizione. Grazie al nostro candidato al Consiglio Comunale di Genova e anche al municipio, Luca Carini, commerciante di Genova. Abbiamo sentito proprio da lui, dai civici, dalla gente proprio della strada, da un lavoratore, un imprenditore, cosa ne pensa della nostra città e della situazione in generale. Ma adesso passiamo subito al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Sentiamo se Armando è già in linea. Ciao Armando, ci sei? Ciao Fabrizio e una buona giornata a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Armando, dove ti trovi in questo momento? Ho appena terminato la commissione numero 4 con un tema importante che abbiamo audito le associazioni per il problema che sta diventando sempre più importante dei lupi, per cui stiamo continuando a lavorare per avere un quadro puntuale dell'attuale situazione che può e potrà diventare anche emergenziale. Ecco, senti, proprio oggi ho letto sui giornali che nello Spezzino sono stati avvistati addirittura di nuovo dei lupi sul litorale, ma questi avvistamenti sono stati fatti anche nel Savonese e credo anche nell'Imperiese. Ecco, l'aumento della presenza dei lupi in Liguria non soltanto nell'entroterra ma appunto anche sulle coste è un grosso problema da affrontare preventivamente. Proprio grazie a te diciamo c'è stata una riunione congiunta della terza e quarta commissione regionale proprio un paio di settimane fa. Tu hai partecipato anche l'altra sera a un importante appuntamento sul territorio per quanto riguarda questa problematica.
Ci vuoi un po' spiegare come stanno andando le cose? Sì, diciamo che nostra consuetudine, mia come Presidente della Commissione 3, della collega Cerri della Commissione 4, su una segnalazione partita alla nostra attenzione abbiamo considerato utile cominciare a fare delle commissioni prodromiche, a avere la conoscenza e la competenza di questo problema, che è un problema serio, ma soprattutto per poterlo affrontare non con demagogia o quantomeno con prese di posizione diciamo sterili o molte volte di parte. Quindi abbiamo cominciato con le associazioni diciamo degli agricoltori, gli allevatori, tutti gli ambientalisti, i docenti universitari, le associazioni di caccia, i sindaci, una nota anche del prefetto, perché qual è il tema? La nostra regione Liguria, che ha questa peculiarità del bosco vicino al mare e soprattutto negli ultimi 10 anni il bosco, quindi l'importante presenza del bosco è aumentata in superficie del 37%. Questo ha fatto sì che si potesse avvicinare alla città il fenomeno di avvistamento dei lupi. Qui emerge un fattore importante, che se il lupo sta nel suo habitat, quindi sta dentro il bosco, problemi di sopravvivenza, di convivenza, di vivere insieme tra l'uomo, il lupo e gli animali non sussiste, perché ha un suo ciclo. Il problema nasce su due altri aspetti: quando il lupo gira in città in un ambiente che non è il suo, quindi un ambiente di fidelizzazione dove ci sono delle persone a passeggio col cane o ci sono animali domestici che necessariamente, essendo prede, il lupo è un carnivoro, attacca, e quindi può accadere, che è già accaduto anche in altre regioni d'Italia, che il padrone di quell'animale, diciamo da passeggio, possa subire un'aggressione per autodifesa o viceversa da parte del lupo. E poi c'è l'altro aspetto, e concludo e lascio poi alle tue riflessioni, quello che ormai sta diventando anche l'accoppiamento tra il lupo e i cani, creando una nuova specie che in realtà non ha più la stessa caratterizzazione, diciamo, del lupo originario e diventa più aggressivo perché in realtà si allontana dalla sua origine. Quindi questo ci deve portare necessariamente a dividere l'aspetto della tutela, ovviamente che è nel nostro DNA, degli animali. Tra l'altro la Comunità Europea sta aggiornando nella sua, diciamo, progettazione che si chiama Habitat, che il lupo da un animale, diciamo, totalmente protetto è diventato un animale che può in alcuni casi avere delle conseguenze anche negative per l'uomo, e quindi avere da parte delle normative vigenti la possibilità di cacciarlo, ma solo nelle condizioni che dicevo prima. Per cui puoi capire quanto è complessa la vicissitudine, perché da qualsiasi lato si guarda può esserci il rischio di presa di posizione. Il nostro compito nei dettami normativi è quello di arrivare nelle prossime settimane alla conclusione, fornendo quello che può essere un'eventuale azione da parte della Regione Liguria. Quindi un'indagine preventiva, prodromica, un'attività prodromica, come hai ben spiegato tu, in attesa poi di trovare la soluzione giusta per cercare di contenere o perlomeno risolvere questo problema. Beh, sei stato chiarissimo, Armando, quindi io direi, anche perché mancano ancora 3 minuti alla fine della nostra trasmissione, di passare subito all'altro argomento, di cambiare pagina, perché mi spiegavi proprio poco fa che hai avuto un incontro per quanto riguarda il rifacimento delle spiagge. Adesso qua torniamo a parlare di turismo, ne abbiamo già parlato prima brevemente con il nostro Luca Carini qui di Genova. Ecco, turismo e per quanto riguarda il rifacimento in particolare delle spiagge, ossia ti stai impegnando affinché la Regione Liguria provveda a diciamo istituire così una norma, una normativa affinché appunto tutti i diciamo materiali di scarto dei cantieri sia delle strade sia delle autostrade vengano poi riutilizzati, quando è possibile ovviamente, per il rifacimento delle spiagge. Questo mi sembra che sia veramente una questione molto importante per il nostro territorio.
Allora, diciamo che quando si amministra, e come nel mio caso che ho fatto per tanti anni il sindaco, bisogna usare il buon senso e creare cabine di regia. L'obiettivo è arrivare a un protocollo d'intesa in cui la gran parte dei cantieri che inizieranno nei prossimi anni, in tutte le province della Liguria, faccio un esempio, in provincia di Imperia, al confine Ventimiglia, Bordighera, verrà realizzata, già finanziata, l'Aurelia Bis. L'obiettivo qual è? Che nelle fasi preautorizzative delle opere, la Regione nell'autorizzazione della VIA, della valutazione ambientale o della VAS, metta già delle prescrizioni di verifica dei materiali, per cui quando si andrà in gara d'appalto, se una parte o buona parte dei materiali possono essere riutilizzati sul ripascimento delle spiagge, che purtroppo, perché costa molto caro, da oltre 10 anni i comuni non hanno le risorse per garantire questa importante tutela meteomarina, perché oggi cosa sta accadendo? Che se non facciamo il piede delle spiagge, quindi dopo le barriere soffolte, non diamo i 10, 15, 20 metri in più di spiaggia, oggi accade che l'onda sta per arrivare quasi sulle passeggiate a mare. Quindi noi ci troviamo nel paradosso che stiamo investendo importanti somme per le piste ciclabili, per le passeggiate a mare, le protezioni, e poi il rischio che per non mettere del materiale che portiamo in discarica, che quindi ha comunque dei costi di trasporto, al contrario una filiera intelligente di risparmio dei soldi pubblici, quel materiale che tanto va portato via dopo che la talpa farà i fori all'interno di queste gallerie, potremo avere un risultato perfetto di avere spiagge più ampie, protezione delle passeggiate mare, quindi i fondi tirrenici e DUMOB potrebbero essere preservati, e aumentare quell'idea di qualità di turismo e di tutela del territorio ambientale, diciamo a un costo che non sorpassa quello che sarà il costo esistente. Quindi credo che si è colta, dal mio punto di vista, in queste riunioni della settimana, proprio perché l'obiettivo è quello di non perdere delle opportunità. Quando fu costruita l'autostrada dei Fiori, esempio nel comune di Sanremo, fu costruito Pian di Poma, perché grazie a quel materiale, anziché portarlo nelle discariche, è diventato un luogo importante dove ci sono campi sportivi, campeggi e tutto quello che può creare servizi e sviluppo del turismo. Chiarissimo come sempre, ti ringraziamo perché il tempo a nostra disposizione è finito. Ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Armando, grazie ancora. Viva, buona giornata. Ciao. Grazie al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Armando Biasi, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.